voi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E dopo aver benedetto i ramoscelli d'ulivo e anche noi stessi, mettiamoci in ascolto del brano di Vangelo che ci fa vedere proprio l'entrata di Gesù a Gerusalemme.